Sono qui con Paolo Campanati. Paolo, senti, lo dicevo prima con Federico Ortiz, sembra di aver preso il calendario e portato indietro di 12 mesi. Una partita decisiva allora per il salto, quella contro il Tiene in casa, una partita allora vinta, però che ha dimostrato al di là del risultato la forza di questo, del gruppo di allora, e adesso un pareggio che dimostra con te in panchina la forza sempre del gruppo, con anche giocatori ritrovati. Io metto uno su tutti: Franco Scarso Granados è stato immenso stasera. Sì, sono sicuramente contento della prestazione dei ragazzi perché ci hanno messo veramente quello che gli avevo detto, qualcosa dobbiamo provare a cambiare ragazzi, ci dobbiamo provare, ci siamo alzati, siamo andati a prenderli, abbiamo fatto saltare un po' tutto quello che non si dovrebbe far saltare, è stata una partita forse più di cuore e dove non arrivava il fisico. Scusami, se con una squadra con un giocatore, il miglior marcatore della squadra di quest'anno, che è Marco Colos Vega, ferma i box, quindi già decisamente penalizzati. Sì, 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 infatti mi ha fatto riflettere un po' questa cosa, però alla fine buona, abbiamo deciso, ti dico abbiamo perché parlo molto anche con Antonio, Davide, con il preparatore, con lo staff di cercare di cambiare qualcosa. Questo è stato ed è venuto fuori. Antonio Lopriore, Davide Costanzo. Esatto, è venuta fuori una partita avanti, indietro, su, giù, abbiamo preso pali, traverse, ti devo dire equilibrata, pareggio ci sta perché anche loro, Franco ha parato il mondo, veramente a viso aperto. Però volevo dirti una cosa importante, che siccome penso che dopo questa partita i commenti si sprecano, tutto questo viene fuori da un anno di lavoro incredibile del grande Sergi, che ha lavorato con questi ragazzi veramente in maniera incredibile. Penso che stasera sì, ho cambiato qualcosa, ma ho raccolto un frutto. Ho raccolto un frutto su una pianta che era maturo e sta per cadere, quindi questa cosa credo sia importante da dire. Non potevo prendere una squadra a giocare così se non era pronta e sta pronta. Insomma. Questo è Paolo Campanati e non aggiungo nient'altro. Grazie a tutti!